vi faremo vedere quelli che sono i nostri costumi. Le prime testimonianze storiche del costume di Fonni si hanno già dalla prima metà del 1800, intorno al 1830, quando il Casalis scrisse il dizionario storico, culturale, geografico della Sardegna. Poi le prime litografie intorno al 1870, fino ad arrivare alle prime fotografie alla fine dell'Ottocento. Per quanto riguarda il costume, la tradizione fonnese del costume non è mai andata persa, c'è sempre stata la continuità. Naturalmente poi vi faremo vedere come si è evoluto nel tempo, tenendo più o meno quello che stesso il costume stesso. Questo perché? A secondo di quello che il mercato offriva, cambiavano quello che erano anche le fogge del costume stesso. Per esempio nel 1800 il costume era quasi tutto d'orbacce, poi veniamo nei primi del Novecento che l'orbacce si accorcia per dare più spazio al panno. La vetta era blu, la parte centrale di qua, e agli inizi del 1920-1930 arrivano le prime pitture e i primi ricami. Negli anni 50 era molto diffusa la seta damascata, perché questo il mercato offriva, e poi le fogge cambiavano anche a secondo di quelle che erano le possibilità delle famiglie stesse. Naturalmente le famiglie più abbienti avevano i tessuti più pregiati e le famiglie più povere naturalmente i panni e i tessuti meno pregiati. Iniziamo da Subratallu. Subratallu è il costume autoctono fonnese, no? Che coraggio, un applauso per il coraggio. Questa è la camicia finemente lavorata in tirigione, su punto e trau e su filet. Sa a miscedda, una gonna in orbace che veniva usato sia sotto il costume che nel quotidiano. È una gonna d'orbace col panno rosso e savetta blu. Ecco. Questi costumi vengono ancora indossati nelle nostre processioni e noi come gruppo folk li portiamo anche fuori in tutte le sfilate della Sardegna. Questo che vediamo adesso è un costume ricamato. I ricami sono arrivati, come ho detto prima, nei primi anni 30. Vediamo i ricami floreali, das timbustu, su pannu e sa seda. Questa è Gloria. Per quanto riguarda i copricapi, alcuni copricapi sono andati in disuso. Abbiamo più copricapi che poi vi faremo vedere. Sativagedda, Suku Uciu o Sumucadore. Suku Uciu era andato in disuso negli anni 20 perché alcune donne di Fonni si erano ribellate, non lo volevano più portare perché oltre a portarlo solo d'inverno lo portavano anche d'estate. Era un manto in panno con una balza fucsia o viola. Questo è il copricapo da lutto. Sativagedda, una benda bianca, e il fazzoletto in Tibet che poi vi vediamo dopo. In un periodo di transizione vediamo, se vedete alcune foto antiche, che i copricapi più antichi venivano addirittura sovrapposti. Sativagedda sotto la benda e il fazzoletto in Tibet sopra. Questo perché chi non voleva abbandonare il vecchio copricapo ma voleva introdurre quella che era comunque la novità, in questo periodo di transizione sovrapponeva tutti e due i copricapi. Vediamo su cipone brocado. Questo veniva indossato sia come abito da sposa che dalle famiglie più abbienti e veniva abbinato generalmente col fazzoletto in seta o infatti vagedda a grovo, cioè la benda in seta gialla. Smucadore. Questo che vediamo adesso si chiama saliadura, mentre il fazzoletto è liare o saliadura e smucadore, con le due pieghe.
fino agli anni 70 e primi anni 80 questo veniva indossato anche come abito da sposa. Saugia. Forni, come potete vedere, non abbiamo molto oro, abbiamo solo 3 gioielli: Zossutone o de Prata o de Oro, Saugia e Salori e Conca. Questi sono i tipici gioielli fornesi. Ecco, vediamo poi su Sauciu. Le donne di Forni mettono rigorosamente le mani sotto su Sauciu perché era un simbolo di compostezza. Ok, metti le mani sotto, ecco. Questa vediamo Sabratalla. Adesso passiamo alla vestizione del Vardillino. Su Vardillino era stato introdotto agli inizi del Novecento da alcune famiglie che, per titolo acquisito, gli si diceva de tu sisse o de tu vostè. Non erano le famiglie più ricche o più abbienti, entrambi i ceti sociali di famiglie abbienti o meno abbienti potevano avere questo costume. Naturalmente gli uni dagli altri si distinguevano dalle fogge. Le famiglie più abbienti avevano i tessuti più pregiati, le famiglie più povere i tessuti meno pregiati. Però era un modo per distinguersi, ecco, dal resto della comunità. Era un vestito delle famiglie borghesi, diciamo, della bassa, alta, media, alta borghesia. La seta damascata, questo costume risale agli anni 50, infatti in quel periodo era molto diffusa questa seta. La camicia finemente lavorata, i bottoni. Adesso mettiamo a differenza del subrattallu, in questo costume sono separate, sono 2 parti separate, mentre il subrattallu è un pezzo unico. Su Sauciu il grembiule in pizzo poteva essere sia in pizzo, in setta, oppure quello lavorato con l'intaglio, su Sauciu de Tibet. Su Cippone sempre in panno e riporta sempre lo stesso disegno della gonna. Come vedete qua è abbinato. La balza della gonna riporta quelle che sono poi le rifiniture de tu Cippone, las ghettadas e las aletas del costume de tu Cippone. Prego. Mentre le famiglie più abbienti avevano su Cippone in terziopelo, che aveva veramente le possibilità economiche, ecco, di poterlo acquistare. Su Mucadore, questo è in Tibet, ricamato col filo d'oro. Poteva essere ricamato col filo d'oro, col filo di setta oppure con la pittura. Adesso passiamo alla descrizione del costume maschile. Nel tempo questo costume non ha mai subito nessune modifiche. Infatti, secondo alcuni studi, è l'unico costume in Sardegna che è rimasto così sempre intatto. Adesso vediamo la particolarità. La camicia
finemente lavorata, i bottoni, su scrafone di spinu. Questo tessuto viene fatto al telaio e sas artas d'orbace. Su gilet in panno rosso, aperto sulle maniche. Adesso su Crazzone di Orvessi. La particolarità del costume di Fonni cos'è? Del su Crazzone? Su Criccu. Infatti vediamo una rigidità da questa testa. Questo è tipico solo del costume fonnese. Per questo occorrono circa 7 giri. In questa parte d'orbace viene girato, ricucito e rigirato per almeno 7 volte, fino a creare questa particolarità e questa rigidità. Su intorgiu, allora noi abbiamo entrambe le cinture, su intorgiu e trasverenteras. Potevano essere portate sia singolarmente oppure in questo caso sovrapposte l'una sull'altra. Processioni più importanti ne abbiamo 3, veramente molto belle, che meritano di essere viste. La prima è il primo lunedì della prima settimana di giugno, Santa Maria dei Martiri, quella del nostro patrono San Giovanni Battista e quella del Corpus Domini. Quella del Corpus Domini nel 1909 è stata ripresa anche da Biasi, tra cui la porta anche alla Biennale di Venezia. Raffigura la nostra processione e la porta proprio alla Biennale di Venezia. Fino agli anni 30 era la processione delle vedove o detas animas. Le donne, per suffragare l'anima di un defunto, portavano questo cero votivo chiamato su credo, si partecipava alla messa, alla processione per suffragare l'anima chi del marito, chi di un figlio, chi di un fratello, di un familiare defunto. Questi sono 9 pelli d'agnello che vengono cucite, assemblate e conciate tra di loro. Ecco, per realizzare una suspense occorrono circa 9 pelli, perché si prende solo la parte centrale della pelle dell'agnello. Saberrita tipica del costume sardo, che poteva essere sia in panno che in orbace.